76. Simonetta, puoi venire qua un attimo? Simo? Beggiato Cristiano. Arrivando. 706, anche lui uno dei primi iscritti, Bonacorivano, Viterbo, Allora abbiamo è un laziale. 757. Categoria F, Daniela Pifanelli. Eccola qua. E Vicentini Germano. Daniele Buzzoni da Migliarino, mi raccomando, guarda il filmato sul sito della Salcus, Daniele. Ecco i fiori e la medaglia d'oro. E in fondo si intravede anche Valentina Maisto. Secondo posto è per Melissa Filotello, allora, che è già andata a casa. Gli diamo il premio qui al papà. Al terzo posto abbiamo Giulia Tirello. Giulia Tirello. Ecco la Valentina insieme al numero 873 che risponde al nome di Gamberini Cleto, da Castelmaggiore. Terza ci mettiamo l'altra che manca, visto che ne manca una. E poi al quarto posto abbiamo Ueda. Siamo ormai intorno a un'ora e 50 di corsa, partenza ore 9.30, sono le 11 e ormai 19 e arriva con il petrolio numero 933. Signori, sono le atlete della Bottoni Giancarlo, compagni gruppa 823, un'altra signora o signorina. Ricordo, domani sulla voce di Rovigo, il Gazzettino del Carlino, 823 Carlini Cinzia, il sito www.salto 953 con DVD e foto in abbondanza. gli Argentini Maurizio. Brave ragazze, potete andare, prendete i vostri premi. Donati Antonio Cioffi 735. Antonio Cioffi somiglia un po', gli avranno detto in tanti, a Sylvester Stallone e la sua controfigura nelle riprese pericolose. 2,29. Andiamo a premiare la categoria E come Empoli. Prima classificata Asia Brunetti. Sono giovani queste atlete, ma le vedo gareggiare in non si riesce a leggere il pettorale di questo concorrente che sta arrivando, e in fondo già ce ne sono altri. Andiamo a premiare adesso i giovani della mini politica. Un'ora e 52 di corsa. Per la categoria A vince Tofik Eluazzi Alfonsine. Medaglia d'oro anche per lui. Niente fiori. 812 Al secondo posto Michael Guidetti. Bergantina Alessio, taglio di Po 832 invece, e Nenna Pompeo. Mentre sono in pieno svolgimento le premiazioni che riguardano a questo momento la mini podistica. Quarto classificato Lorenzo Casalini. E al quinto posto Saverio Bovo. È rimasto un credo, no? Quando il primo era Saverio Bovo. Loro senza andare era sul davanti dalla rosa, un minuto. Il vostro applauso, grazie. 929 all'arrivo. È arrivato. Ragazzi, passiamo alla categoria. Ed è Bordin Nicola. Che era sul credo, Nauter e la rosa. Arrivando Bombonati Fabrizio del gruppo Bompani. Questo cognome. Abbondantemente entro le 2 ore, intorno alle 1 ora e 53. 704 all'arrivo Rosito Alberto, e poi un'altra signora signorina 776, e vediamo chi è. Dri Chiara, Industria Rovigo. Secondo classificato Arif Iliasi. 813 il signor Binati Ermelino, Avistaglio di Po. E al quarto posto Filippo Vallese.
983 all'arrivo, è uno degli iscritti di questa mattina ed è Venturini Alessandro. Anche per loro da parte vostra, un bel sorriso ragazzi. 765 ed è Plinio Favero. 765 Plinio Favero è il suo nome e cognome. Anche adesso arrivo io, Oh, signor Petri, Ciao. dove viene? Dalle mani belle calde, io Allora le premiazioni speciali ormai diventa un rituale in ogni gara, ma è giusto che sia così. Matteo, vince! E Dario Carnoni, il nostro grande super veterano. 774 ed è arrivato ed è Ghirotto Simone. Loro se lo meritano veramente, grazie ragazzi. Jessica Baruffa, Tabelloni della New Star, Jessica Baruffa dell'Acile Verra. Per il pettorale 931 Federcioli Davide, Bompani Group 859, un altro arrivo. Oggi li concediamo. Grazie. Michela Zorzanello. Io te l'ho detto, Vieni su Michela. Aspetta un attimo, dai, vedo. poi se vieni sorteggiato con la assolutamente. bicicletta, Ascolta, non che c'è la tagliata. Su, prima. No, su. Ce la fai a fare anche l'altro. Al secondo posto Claudia Petri dell'Atletica Estense. Al terzo posto Francesca Guerrini, Runners Padova. Francesca Guerrini. Guarda, premio tua figlia. Ben volentieri, ma te ormai come me, guarda. Francesca Guerrini della Runners. C'è qualcuno della Runners Padova? Francesca Guerrini. Andiamo oltre. Quarto posto per Stefania Bonzagni. La terza la mettiamo dalla parte. Me ne andate 5 qua allora. Allora già premiate. Allora Ieppe. Le prime 3 allora? Sì. Va bene, un applauso alle nostre due atlete, grazie. La Francesca Guerrini è presente. Qualcuno del Runners Padova per ritirare il premio per la Francesca? Non so. Salcos. E terzo classificato Luca Favaro. Ha già ritirato il premio, mi hanno detto. Quindi Luca Favaro è già a posto. Ciao. Un bel applauso, sono solo 2 sul podio, il terzo è già stato premiato. Stiamo per effettuare l'estrazione della bici per tutti i partecipanti della mini podistica. Vediamo chi sarà il fortunato estratto. Ilenia, grazie della commissione. Molto attenti a particolari che sembrano invece sono molto importanti. Della prima, seconda è riuscita a guadagnare una posizione davvero in un modo autorevole, inaspettatamente,
Manuela Cremonini ha soffiato il secondo posto che fu anche l'anno scorso a Romina Fiorini.